Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Etna, il vulcano sbuffa ancora cenere, l'aeroporto di Catania è di nuovo nel caos tra voli cancellati e dirottati, chiusi gli arrivi sino alle 12, ma ci sono ripercussioni anche sulle partenze. A Messina i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina a Pistunina, al lavoro i vigili del fuoco che fra le macerie continuano le ricerche degli ultimi 2 dispersi. La rivolta degli 8 sindaci delle isole minori per il caro biglietti dei traghetti, a rischio anche i servizi essenziali. A Lipari l'ambulanza ferma per mancanza di personale soccorritore. Fermare la fuga dei cervelli e investire sui talenti, è questa la sfida della Scuola Superiore di Catania che offre agli studenti un percorso di alta formazione senza lasciare la Sicilia. Ragusa, Roberto Lipari in scena con l'ultimo spettacolo sul palco di Marina di Modica. Con ironia racconta se stesso e il nostro tempo. Calcio, grana fide e iussione per il Catania, non è stato depositato l'anticipo, se entro il 10 non arriverà il pagamento sarà penalizzazione. Stasera il debutto in Coppa Italia con il Vicenza. Il Palermo vince in amichevole aperta e va avanti nella preparazione in attesa dell'esordio stagionale. Le Dueron e Peda liquidano il Melbourne. Bentrovati, in apertura gli aggiornamenti sull'aeroporto di Catania e sull'Etna che continua a sbuffare cenere e creando disagi allo scalo di Catania, caos con voli cancellati, dirottati e passeggeri stremati. Fino alle 12 sono sospesi tutti i voli in arrivo. E questo provoca una catena di dirottamenti e di cancellazioni anche per i voli in partenza. Orazio Longo. L'aeroporto chiude ancora. La SAC, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa a Catania, ha comunicato che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest settore C1. Quindi sono sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 12, mentre le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso. Va da sé però che se non arrivano aerei che poi dovrebbero ripartire, anche le partenze subiranno cancellazioni o ritardi come sta già avvenendo. Questa è la situazione visibile sul tabellone degli arrivi e delle partenze del Vincenzo Bellini, consultabile anche online. Diversi, come si vede, i voli cancellati o dirottati negli scali di Trapani, Comiso e per lo più Palermo. SAC avvisa i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, ma quella di oggi è l'ennesima giornata di disagi all'aeroporto. Già ieri tanti viaggiatori esausti. Ci hanno detto di spostare il volo a una data disponibile alla compagnia aerea. Siamo qua dalle 7, siamo qua, bambini che hanno fame, non sanno, manca una bottiglia di acqua. Per quanto riguarda la situazione sull'Etna, dai sopralluoghi e dal monitoraggio dell'INGV di Catania c'è un modesto flusso lavico nella porzione alta della sciara del fuoco che continua ad essere alimentato e che ha ripreso vigore dalle 11 di ieri sera. La bocca eruttiva che si è aperta nella Valle del Leone resta attiva. L'attività di fontana di lava ha causato una ricaduta di cenere ad Adrano, Ragalna, Pianovetore e a Nicolosi. Anche lo Stromboli è irrequieto. Dalla notte scorsa è presente una tracimazione lavica dall'area craterica a nord che produce un modesto flusso lavico che si attesta nella porzione alta della sciara del fuoco. E quanto emerge, lo stiamo vedendo in queste immagini, dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Un giovane di 19 anni, Rosario Romeo, è morto la notte scorsa a Palermo in un incidente stradale. In base alle prime ricostruzioni, intorno alle 3 sarebbe finito con la moto contro un palo in viale Diana alla Favorita. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello scontro. Gli agenti dell'infortunistica e la Polizia Municipale sono al lavoro per accertare ancora adesso la dinamica. E adesso andiamo a Messina, dove ieri pomeriggio si sono svolti i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina a Pistunina, lo strazio dello zio e di tutti i parenti, mentre continua il lavoro incessante dei vigili del fuoco che cercano fra le macerie gli ultimi 2 dispersi. Roberta Lunghi. Messina, sono le 16:30, risuonano le campane della Basilica Cattedrale perché oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Alessandra Frazzica, 21 anni, vittima della tragedia di Pistunina.
Bandiere a mezz'asta, il gonfalone listato al lutto, il minuto di silenzio, una comunità raccolta attorno ai familiari in una cattedrale gremita, presenti le autorità civili con il sindaco e la giunta e l'Università di Messina con la rettrice, i docenti del corso di laurea in lingue. La forza dell'amore non ha paura dei crolli, così l'arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, che ha fatto leva sulla forza di una città capace di stringersi nel dolore. E poi il sindaco Basile, che ha invitato a un tempo del rispetto in un momento in cui la città spera ancora. Il grido Alessandra vive è risuonato nelle parole dello zio, mentre palloncini gialli e viola si perdevano in cielo. Un funerale celebrato mentre resta ancora aperta la ferita della tragedia dopo il recupero delle prime vittime nell'area del crollo. Proseguono infatti le ricerche che sono state rimodulate e si concentrano su un'area rimasta ancora inesplorata per trovare i 2 dispersi, così ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Intanto i PM hanno esteso l'incarico ai medici legali incaricati delle autopsie sui corpi delle 4 vittime, dovranno effettuare, anche con l'aiuto dei RIS, indagini di natura genetica. Scoppia la protesta sulle isole minori per la stangata sui prezzi di traghetti e aliscafi prevista da lunedì. Adesso ci sono 8 sindaci che scrivono alla Regione. Manlio Viola. Sospendere immediatamente gli aumenti dei biglietti dei traghetti e degli aliscafi dalla Sicilia per le isole minori e viceversa. Lo chiedono 8 sindaci che si rivolgono con una lettera alla Regione siciliana e al Ministero dei Trasporti chiedendo un intervento immediato. Gli annunciati aumenti del 18% rischiano di aggravare il già elevato costo della vita sulle isole minori, di compromettere il turismo e di lasciare le isole senza servizi essenziali, a cominciare dalle ambulanze e dal servizio di emergenza-urgenza sanitaria. Gli aumenti graveranno su tutto, anche sui generi di prima necessità, e quello che viene messo a rischio è il principio stesso costituzionale della continuità territoriale negata ai cittadini delle isole minori. Gli aumenti, che scattano praticamente sotto Ferragosto, da lunedì 10 agosto, danneggiano il turismo, l'approvvigionamento di carburanti e di alimentari, e intanto scattano anche l'emergenza sul fronte delle ambulanze e tanto altro. Come temuto, l'ambulanza del 118 in servizio a Lipari è già ferma per mancanza di personale soccorritore. Il personale che deve sostituire chi è in ferie o in malattia, infatti, viene dalla terraferma e non è prevista la gratuità per il loro trasporto. I soccorritori devono spendere in media 50 euro al giorno solo per andare e tornare da lavoro, e adesso diventeranno quasi 60, e questo induce il personale a rinunciare all'incarico. Sul fronte politico, alla denuncia della senatrice Daphne Musolino ora si aggiunge anche il segretario del PD Anthony Barbagallo, che chiede un immediato intervento del Presidente della Regione. Sono pentito per quello che ho fatto, così davanti al GIP del Tribunale di Enna nell'interrogatorio di garanzia Gaetano Pirrello, accusato di duplice tentato omicidio per aver ferito a colpi di pistola Salvatore Cutaia e Alessandra Mencarelli in contrada Trabia a Riesi. Pirrello si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Secondo i PM e i carabinieri il movente è da ricercare in ragioni sentimentali. E a Catania, maxi sequestro di bici a pedalata assistita trasformate in scooter, operazione in piazza Stesicolo in via Etnea per arginare il fenomeno delle bici a pedalata assistita che scorazzano nelle aree pedonali. Tonino De Mana. Stesso posto, piazza Stesicoro e stessa operazione. A Catania prosegue il blitz della Polizia Municipale contro i possessori di bici a pedalata assistita modificate e trasformate in veri e propri scooter che il più delle volte scorrazzano in via Etnea, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Non a caso l'operazione, coordinata dal dirigente della sezione operativa Stefano Blasco, si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori per poi scortarli fino al posto di controllo nell'area antistante l'anfiteatro romano. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita, che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono state caricate una decina di e-bike truccate. Nel corso dell'operazione sono stati elevati numerosi verbali per il mancato utilizzo del casco, mentre diversi possessori di mezzi a 2 ruote non erano in regola con la copertura assicurativa o la revisione. Sequestrati anche 2 scooter privi di targa.
La Procura di Palermo ha dissequestrato le piscine dello stabilimento e dell'hotel La Torre. Il sequestro preventivo era stato emesso dalla Capitaneria di Porto, che ha eseguito controlli sugli scarichi nelle strutture alberghiere e turistiche a Mondello. L'esito degli accertamenti condotti, scrive la Procura, in assenza di accertamenti tecnici sui campioni, non evidenzia un reato che richiede l'apposizione di un vincolo cautelare reale. E adesso ad Augusta, dopo una lunghissima attesa, a breve partiranno i lavori per il depuratore per le acque reflue. Si metterà fine così agli scarichi in mare che costringono i residenti a percorrere chilometri di strada per poter fare un tuffo in acque limpide. Francesco Aloi. Io vivo ad Augusta da più di 10 anni, quindi non sono una augustana doc, però apprezzo perché finalmente di questo depuratore ho sentito sempre parlarne. Quantomeno diventerà il mare come una volta. Polemiche su polemiche e un'attesa durata decenni, ma adesso ad Augusta è tutto pronto per il nuovo depuratore delle acque reflue. Da qui a qualche settimana vedremo il cantiere nella nostra città e avrà la città la possibilità di godere del proprio mare. Firmato il contratto con la società che dovrà realizzarlo, si aspetta soltanto il via ai lavori entro settembre, quindi a breve. Così si passa dalla fase progettuale a quella esecutiva. Finita la fase di ingegnerizzazione che già è partita, inizieranno altre tipologie di problemi perché sono una serie di lavori molto invasivi, dobbiamo costruire tutta la condotta fognaria, ma ad averceli questi problemi. Un'infrastruttura strategica finanziata con quasi 70 milioni di euro di fondi pubblici, che avrà ricadute sulla qualità del mare e quindi anche sul turismo. Come hanno scritto in una nota il sindaco di Mare e il commissario straordinario unico per la depurazione Fatuzzo, è una risposta concreta a una delle criticità storiche che la città attendeva da troppo tempo. Fermare la fuga dei cervelli e investire sui talenti, e questa è la sfida della Scuola Superiore di Catania, che offre ai migliori studenti un percorso di alta formazione senza lasciare la Sicilia. Roberta Lunghi. Per molti giovani siciliani per anni eccellenza e futuro hanno significato partire. Oggi la sfida è cambiare narrazione. La Scuola Superiore di Catania è la risposta. Gli studenti di Unicit hanno una straordinaria opportunità di risiedere nel collegio di Villa San Saverio, di svolgere attività complementari ai corsi di laurea, quindi laboratori, seminari, una mobilità e anche la ricerca in istituzioni altre, sia italiane che estere. Il diploma equivale a un master di secondo livello, ma con il vantaggio di un risparmio dei tempi di conseguimento, binari paralleli dunque tra Unicit e la scuola superiore. Ma quali sono i numeri? Ogni anno il concorso seleziona 20 studenti meritevoli attraverso delle prove con una commissione esterna all'Università di Catania, proprio per garantire l'imparzialità e la trasparenza. Il 15 e 16 settembre le date del concorso nazionale, che si terrà al Polo Didattico di Giurisprudenza di Via Rocca Romana, e il bando è rivolto a tutti gli studenti, a prescindere dal voto della maturità. Una realtà che non si misura soltanto nei numeri. Restare e dunque accedere a una formazione di eccellenza non vuol dire però trattenere, ma al contrario offrire gli strumenti per un confronto internazionale, partendo da Catania. Non direi che c'è una contrapposizione tra restare e andare via, ma appunto la Scuola Superiore di Catania coniuga le due cose in maniera, direi, eccellente e perfetta, perché i nostri studenti possono ambire alle migliori carriere sia in Italia che all'estero. Adesso una breve pausa e poi parleremo di spettacoli. A tra poco. Sul palco di Marina di Modica, Roberto Lipari in scena con l'ultimo spettacolo, dove racconta se stesso e il nostro tempo. Veronica Barbarino. Ma perché l'ultimo spettacolo? Perché già a 35 anni devi annunciare il ritiro dalle scene?
E se davvero fosse l'ultimo spettacolo? A Marina di Modica, per la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi, Roberto Lipari ha portato in scena il suo monologo e, come sempre accade con il comico siciliano, ogni spunto è buono per ridere del tempo in cui viviamo. Diventare ricco. Ora, tu lavori in un call center. Se sapevi come si diventava ricco, uno diceva a me, giusto? Uno show personale surreale nel quale comicità, riflessione e racconti di vita vissuta si intrecciano per divertire e far pensare. No, io faccio come i Pooh. Cioè annuncio sempre che alla fine, però alla fine non arriva mai, così quando farò veramente l'ultimo spettacolo dice mi è venuto bene e che ho fatto le prove generali. Infatti sappiamo che ne stai preparando un altro. Sto preparando un altro, sì, si chiama Ci ho ripensato. Dopo l'ultimo spettacolo ci ho ripensato, è giusto. Confermando la voglia di continuare a raccontare il presente con la sua inconfondibile ironia, Lipari è già al lavoro quindi su nuovi progetti, ma nel frattempo fino a gennaio continuerà a portare il suo spettacolo in tournée, con date in Sicilia e nel resto d'Italia. In Sicilia sarò adesso a Castellammare del Golfo l'11 di agosto, il 12 invece a Fiera di Pollina e poi c'è la chiusura che è il 9 settembre a Teatro Greco di Taormina. Non è ancora tempo di saluti quindi, ma di continuare a ritrovarsi, a ridere insieme. Pienone al Teatro Greco di Tindari per il monumentale Nabucco di Giuseppe Verdi, gran finale a Taormina con la traduzione alla lingua dei segni. Eva Spampinato. Il teatro è pieno, quando parte il Va Pensiero, il pubblico interrompe la scena con un applauso che dura diversi minuti. A Tindari il Nabucco conquista il tutto esaurito e chiude tra le ovazioni una delle serate più seguite dell'estate. Sul palco la regia di Salvo Dolce, il coro lirico siciliano e un cast internazionale riportano Verdi nel Teatro Greco, dove la forza dell'opera dialoga con uno dei luoghi simbolo della Sicilia. La produzione, inserita nella rassegna Il sorriso degli dei e realizzata con il Parco archeologico di Tindari, guarda già all'ultimo appuntamento del tour. Stasera il sipario si alzerà al Teatro Antico di Taormina e sarà una prima anche sul piano dell'inclusione. Il Nabucco verrà tradotto in diretta nella lingua dei segni italiana per permettere anche al pubblico non udente di seguire lo spettacolo, perché la grande musica parla a tutti, anche con le mani. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania come 2 anni fa è alle prese con la grana fideiussione. Non è stato depositato l'anticipo e se entro il 10 non arriverà il pagamento sarà penalizzazione. Marco Carli. Un'altra corsa contro il tempo e nubidense sul futuro, come 2 anni fa, con alcune differenze. Il Catania non ha rispettato la scadenza per la fideiussione da presentare in anticipo in vista del match di Coppa Italia col Vicenza, dove si presenterà senza i nuovi acquisti e alcuni giocatori che hanno visto modificato il proprio contratto. Se non sarà rispettata poi la scadenza di lunedì 10, arriverà la penalizzazione. Insomma, un film che si è ripetuto, come nel 2024, sempre prima del match di Coppa. La comunicazione nella serata di ieri ha alimentato la rabbia dei tifosi che in questi giorni si sono abbonati con la consueta passione. La nota del club parla di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di 3 giorni per la partita di Coppa. Il board, si legge, ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine dell'origine della fideiussione per la quale si sta lavorando senza soste. Al di là dell'ammissione di responsabilità e delle scuse con la società che si dice consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta
risposta che i tifosi si aspettavano, restano i fatti e un passato che si ripete. Si dovrebbe parlare di partita, di mercato, con Ponzi alla Reggiane, un'ipotesi di scambi Menez-Patierno, ma tutto passa in secondo piano. Oggi non ci saranno i nuovi, oltre ad Allegretto e Bruzzaniti. Domani si deve correre per rispettare la scadenza, per evitare penalizzazioni che accrescerebbero il montante malcontento della piazza, gettando altre pesanti ombre sul futuro. E adesso per il calcio Palermo, le Duaron e Peda liquidano il Melbourne, il Palermo vince in amichevole a Perth e va avanti nella preparazione in attesa dell'esordio stagionale. Inzaghi dice: sono soddisfatto. Marco Gullà. Un gol per tempo e Palermo che a Perth in Australia batte per 2-0 il Melbourne City, in gol le Duaron e Peda. I rosanero si aggiudicano così la seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy, il torneo che fu inaugurato lo scorso anno in città quando al Barbera arrivò il Manchester City. La squadra ha mostrato notevoli passi in avanti sul piano del gioco, il nuovo modulo varato da Inzaghi comincia ad essere assimilato dai calciatori. Non c'è stata praticamente partita, il Palermo ha comandato il gioco sin dall'inizio, tanti cambi e una certezza. La formazione di Inzaghi sta correndo, ebbene, verso l'esordio stagionale che sarà il 17 agosto al Barbera in Coppa Italia contro il Lecce. I rosanero si portano avanti all'11° con le Duaron, scatto in profondità del francese su bel filtrante di Gyasi e conclusione vincente che batte il portiere del Melbourne. Al 55° il raddoppio rosanero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sponda di Le Duaron di testa e successiva incornata vincente di Peda nel cuore dell'area australiana. Poi Ampalo nel finale, va vicino al tris. Queste amichevoli trovano sempre delle risposte, nel senso adesso il risultato conta poco. Io volevo cercare di vedere i miglioramenti, penso che la squadra si sia impegnata, abbia cercato di fare quello che volevamo fare, siamo contenti comunque di aver vinto e continuiamo questa tournée molto bella, lontano dall'Italia ma bella per l'affetto che ci circonda e poi fra qualche giorno affronteremo anche la Juventus e per noi sono partite che hanno un certo peso, ecco. E proprio contro la Juventus in amichevole, sempre a Perth, dovrebbe esserci l'esordio di Gabriel Strefezza, arrivato in Australia e voglioso di mettersi a disposizione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi lascio alla rassegna stampa, prossima edizione di Sicilia 24 alle 14. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.